la patria del Friuli, o semplicemente la patria. Per secoli la nostra terra è stata chiamata in questi due modi. Ma perché? E da chi? L'origine è incerta e controversa. Ci sono di mezzo i patriarchi di Aquileia, principi di uno stato temporale con poteri secolari, che presentava anche una rudimentale ma innovativa forma di Parlamento, e i veneziani, che conquistarono il Friuli nel 1420, governandolo fino all'arrivo di Napoleone nel 1797. Nella sua descrizione della patria del Friuli, datata 1568, il nobile letterato Jacopo Balvason di Magnago scrive che la regione nei primi tempi fu chiamata Carnia e perfino oggi la parte montana situata verso settentrione conserva il nome. Et ultimamente Patria, così appellata dai signori veneziani, perché, ritornando loro dopo la guerra sul Friuli, soleano dire andiamo alla patria, come in gran parte nativi di Aquilegia et di Concordia, colonie antiche di Romani, nominate per Attila, re degli Unni. Secondo questa versione sarebbero stati quindi i veneziani a chiamarla per primi patria, riconoscendo che lì essi avevano le loro radici. Sia Grado che Torcello, e quindi la futura Venezia, nacquero quando, sotto la minaccia degli Unni di Attila, in moltissimi da Aquileia e dintorni, ma anche da Concordia, Opitergium e Altino, insomma dall'entroterra friulveneto, trovarono rifugio in quella costellazione di isole, barene, lingue di sabbia e fango che puntinava le lagune tra Grado e Chioggia. C'è poi un'eredità spirituale che lega il Friuli, territorio di Aquileia, a Venezia e al culto di San Marco, fondatore, secondo la leggenda, della Chiesa aquileiese e patrono molti secoli dopo della nascitura Repubblica del Leone. Quindi anche il potere spirituale di Venezia, legittimazione di quello temporale, è stato ereditato dagli antichi patriarcati di Aquileia e di Grado. Proprio il patriarcato di Aquileia sarebbe anch'esso origine dell'espressione Patria del Friuli, secondo una versione accreditata, anzi preferita, dallo stesso Balvason di Magnago, che poco più avanti scrive: «Ma io credevo piuttosto che ella abbia preso il nome dagli patriarchi d'Aquilegia, insieme al territorio che essi possedevano. E tindi in poi pare a me che fosse stata chiamata patria in logo di patriarcato per la brevità del parlare». Il resto dell'incipit della descrizione è un meraviglioso spot di questa terra, che sarebbe anche oggi quanto di meglio potrebbero pensare i guru della promozione turistica. Circondato da ogni intorno a guisa di teatro dall'Alpi, questo paese dunque è tutto lieto di vaghi colli et chiari fiumi, et ameno di belle e spaziose campagne, molto comode per le cacce ed uccellagioni d'ogni sorte, quantunque dare e freddo, et sottile per la vicinanza dell'Alpi, et per cagione de venti boreali et settentrionali, che quivi spesse volte si sentono violenti. E copioso di vini che nascono nel piano et nei colli, molti eccellenti lodati già dagli antichi greci et romani, e al presente celebrati da molti principi e signori d'Europa. Produce biade, vini, carni, pesci, frutti ed erbaggi in tutta perfezione, oltre ai marmi et pietre meschie, et lirovori, larici abeti, et pini altissimi per l'arsenale. Lo stesso Balvason di Magnago conferma che il friulano rientra a pieno titolo nella rosa delle lingue romanze. Il linguaggio è una corruzione del latino come d'altri d'Italia, meschiato con parole spagnuole, ma con assai più francese, per il che questa lingua è difficile a chi non è natio del paese. Sulla gente del Friuli si esprime così: gli uomini et le donne di questa regione sono d'aria chiara et aperta, di bianca et viva carnagione, di intelletto acuto et presto, onde tutti quelli che s'hanno dato all'arti et scienze nobili o alle armi et corti hanno sempre fatto ottima riuscita. Ma egli è vero che pochi ne escono per essere lontani dai principi e dalle corti, e forse per non aver di questi tempi
molti personaggi del paese che gli diano mano et gli prestino favore et aiuto. Anche nell'ultimo periodo, quindi, il nobiluomo udinese originario di Valvasone esprime un concetto ancora attualissimo. Sottolinea il talento e la bravura di tanti suoi conterranei, ma anche la marginalità di questa terra e la lontananza dai grandi centri del potere, degli affari e della cultura, che sono le città e le corti di dogi, duchi, principi, papi e imperatori. Allora, come oggi, il Friuli è terra di confine, periferia, e i suoi abitanti sono costretti a sgomitare più degli altri per eccellere nei rispettivi campi.